più intimi, mi chiama Tal. Alessandro. Alessandro, un così bel nome, come Alessandro Magno. Nome di imperatore, papi, zar. E invece ti fai chiamare Al, come Al Capone, un gangster. America, anni 20, grande depressione americana. È così corto, si memorizza anche bene. Io una volta mi sono fatta chiamare anche Alex, ma è durato poco, non ha funzionato. Comunque, affari tuoi. Io sono il professor Oronzo Locastro, docente di lettere antiche presso il rinomato Liceo Carducci. Oh, complimenti! Lo sa, professore, che io non riuscivo a manco messo il piede mai. Avevo avuto questo sentore, però non è mai troppo tardi, Piuttosto dimmi, nella vita che cosa fai, di che campi? Attualmente ora sostituisco un amico qui alle casalinghe e andiamo bene. E quando hai finito la sostituzione? Boh, una cosa ti troverà, Che ne so? Oh, senti, vediamo, fammi pensare, quanti sono gli impiegati di coteste casalinghe felici? Ma sono 12, ho preso 2 impiegati. 12. Ma allora è banalissimo. Puoi sostituire ciascuno di loro per un mese e hai fatto un anno di lavoro. Pensaci, è facile. Vabbè, professore, ci penserò, ha ragione. Comunque, via, questo lavoretto c'è da fare, questo Dimitri nome in codice. E di che si tratta? Che ti chiedi? Allora, prima di passare al dunque, ecco, tu sei un tipo forte, no? Mi dovrebbe vedere giocare a calcio. Oh, non mi chiede nessuno, Sono un po' titubante con colpi di testa. Oh, l'altezza che lei è. Però poi del resto... Sì, io non intendevo proprio questo, ecco. Io intendevo, sei come carattere forte nei sentimenti, nella volontà. Oh, questo lo dovrebbe chiedere a qualcheduna delle mie donne. Una putratante, ma è sufficiente, arrivano a testimoniare i miei sentimenti e qualcos'altro. Che è meglio non approfondire, direi, Allora, vedo che non ci siamo, allora, vabbè, prendiamo il toro per le corna. Prendiamolo. Allora, sei pronto? Dai, andiamo in camera, così. Si va in camera? Sì, andiamo in camera. Vai avanti te perché io ho un problema. Perché devo andare avanti io? Perché non trovo la camera. Va, si va qua? Sì, venga. Oh, bella. Venga qua. Questo è Dimitri. E dove? Ma diciamo che più che dormire è un sonno molto profondo. E dorme molto profondamente, non si muove. Sì, il rigor mortis comincia a fare effetto. Oddio, ma lo posso toccare? Certo. Oh. Prego. Professore, questo Dimitri nome in codice è proprio un cadavere senza codice, Giovanotto, ma io te l'avevo detto. Il nostro problema adesso è far sparire il corpo dal... Occultamento di cadavere. Guardi che quando ne sa io c'è anche la galera. Ma non è occultamento di cadavere, non l'abbiamo ucciso. È morto di morte naturale. Pare infarto forse. Ma non si potrebbe chiamare 116 o 118? Chiamiamoli tutte e due, via. Certo, chiamiamo anche il telefono azzurro. Allora, ella non mi comprende. Capisca la situazione. Orsu, vedi, siamo in casa di una signora, la signora Virginia, una signora coniugata, una signora che vuole tantissimo bene a suo marito. Almeno credo. Si può immaginare la situazione di diceria, di pettegolezzo nella quale si troverebbe qualora si venisse a sapere che ha un corpo che giace sulla cova. Dove? Sul letto! Perché ora però rischiare la galera. Ma non rischia niente. Ho da fare. Com'era il discorso da sostituire tutti? Ma non 12 rischia per niente. 30 e il discorso lì.
male, ma non rischia niente, è morto di morte naturale. L'importante è farlo uscire da qui, metterlo da qualche parte per strada. Chiunque lo troverà penserà che il poverino ha avuto un infarto ancora prima di aver chiesto soccorso. Ho capito me il discorso. Loro sono due donne, invece noi siamo due uomini e si piglia. Sì, però piano con la fantasia, perché qui non siamo in un telefilm poliziesco, attenzione, non siamo nella villa isolata con l'immenso garage dentro il quale c'è una meravigliosa cabriolet nel cui bagagliaio sta perfettamente il cadavere di un uomo e che è pronta con il pieno a sfrecciare su una strada deserta che arriva fino a un promontorio dove è messo lì apposta per buttare i cadaveri di sotto. Non è questa la situazione. Poi non ci sta solo il furgoncino delle casalinghe, Non c'è posto! Professore, ma neanche se levo il coso, il secchio là... Non c'è spazio, nemmeno se levi la saponata e i barattoli del detersivo. Non c'è posto! Potrei, che ne so, parcheggiare il furgoncino sopra il marciapiede. Io quando trovo posto, parcheggio lì. Ho capito, ma se lo portiamo giù e lo spostiamo, ci vedono che spostiamo un cadavere. Ci guardano dalla finestra e se ne accorgono. Diciamo la polizia. Idea. Allora, in fondo al pianerottolo, in fondo al pianerottolo c'è l'ascensore. Noi prendiamo il cadavere, infiliamo il cadavere dentro l'ascensore, scendiamo giù, usciamo dai portoni e poi lo lasciamo fuori nel capo della città. Ma lo sa quanta gente muore per la strada e nessuno se ne accorge? Lo sanno! Ma il giovinotto, ma allora non ha capito, non lo possiamo spostare, perché ci vedono. Vedono due che trasportano il cadavere e ci vedono. Idea! Professore, sì, questa è da premio Nobel. Una carrozzella da invalidi. Ce lo mettiamo sopra e poi via, invece va. Senti, c'è un leggerissimo problema, ma piccolissimo. Chi ce l'ha la carrozza da invalidi? E che ne so, se andrà a qualche farmacia si chiederà. Certo, andiamo a comprarlo, sì, poi ci riconoscono, ma via. Professore, però questa era un'idea niente male, era bella idea. La carrozzella. La carrozzella. Qua. In effetti però a noi non serve mica una carrozzella, no, a noi ci basta una sedia con le rotelle per poter spostare il cadavere dove vogliamo, cioè ci basta una comunissima sedia da ufficio. Geniale, professore, geniale! E chi ce l'ha? Io, a casa mia. Professore, lei è un mago, professore. Però c'è un problema. Chi ce lo tiene il morto di sopra? Ah, ti stupirò. Ho anche una corda. Sì, una di quelle corde che servono per legare i pacchi sopra la macchina. Ah, perché lei ha l'automobile? Ce l'avevo. Fino a che non mi sono accorto che serviva solo a raccogliere cocci, graffi. Poi non so perché prendevo tante multe. E poi prendevo l'assicurazione, coi vigili, col pronto soccorso. E quindi me ne sono disfatto. Ma per ricordo ho tenuto questa cosa. Ha fatto bene, almeno una volta e ci si lega di me. Certo. Perché i cadaveri purtroppo hanno la pessima abitudine di scivolare e di lasciarsi ciondolare disordinatamente. E lo legheremo bello stretto, dai, Che dici, chiamiamo le nostre amiche? Ma per me è fatta, Signora Virginia, signora Sabrina? Che c'è? Avete trovato la soluzione? Sì, il professore è un genio, potrebbe giocare a calcio. Beh, sì, in effetti, fui un discreto centravanti in gioventù. Poi però le lettere antiche presero il soprassalto. Oh, il fascino dell'Oriente, notti calienti, califfi con la barba lunga e le babucce a punta. Non stiamo parlando di profumo, no? Insomma, avete trovato una soluzione per il trasporto di Il professore c'ha una sedia con le rotelline. Sì, una
una sedia come tanto. E più c'è anche la porta per tirare i gatti sopra l'automobile. E come volete sei fatti? Sì, e per legare ovviamente il corpo alla sedia, in modo da poterlo spostare tranquillamente. Perché la nave hanno la brutta tendenza di lasciarsi, com'era, scivolare. Certo, ho capito, effettivamente sono morire. Sì, però lo portiamo fuori, Sì, lo portiamo fuori da qualche parte, lo sciogliamo e lo lasciamo da qualche parte. Vabbè, ci può stare, va bene. Allora, voi andate a prendere la sedia, ce l'avete voi, no? Sì, ce l'ho nel mio studio. Andate, state attenti, per sole, perché magari non ci sia Sì, nessuno. E capisco, la signorina mi faccio sempre nei Ma palazzi. no, Attenzione, attenzione. ma lei non c'è, ma state Lei tranquilli. no, non sempre in agguato quella lì. Signorina, che cazzo! Ma io nel destino, insomma, comunque mi scusi, Serena, sono un po' di fretta perché devo portare questo ragazzo con me che ha bisogno di un libro di filologia romanza. C'è anche il signor Casarello. No, Casarini, ecco. Felici, se permette, felici. Oh, signora De Mano, come sta? Benissimo. C'è anche la signora Sabrina. Sì, c'è anche lei. Permette, posso entrare un momento? Anche per forza. È già vero. Signora Sabrina, sa dove sto andando? No, ma sono sicura che me lo dirà. Sto andando alla pagoda. Sì, dei 7 delle 7 felicità, le 7 percezioni extrasensoriali dell'essere umano. Ma insegnano queste cose nella tua cosa? Certo, il maestro ci parla, ci rende partecipi e ci disseta con queste dottrine orientali e devo dire affascinanti. Deve essere molto, molto convincente. Un duro, un santone. Però è strano, è tutta la mattina che lo cerco e non risponde neanche al telefono. E tempo fa gli presentai la signorina, quella che abita in fondo al Pianerone. A proposito, e non è reperibile neanche lei. Non lo so. No, vabbè, ma lei è normale perché in Calabria al giornale un film la grande star. Fa la contadina dell'Ottocento. Ho capito tutto, allora ho capito tutto, va bene, va bene. Ma lei ora potrebbe andare a cercare il suo bel santone puro come lo vuole già alla Pagoda, alla pagoda. Quella è la porta. Ma infatti, Guarda, prego. però prima voglio suonare il campanello alla signora Mariani. Quella che abita di sotto, interno, sì. Pure a lei. Anche lei una nuova tecnica, nuova conversa. Nuova conversa. Lei ancora ha lo studio tra umano e trascendentale, ma presto anche lei dovrà salire su all'empireo. Ma perché? Povera Maria. No, L'ho introdotta io, sa. come non l'avevi immaginato? Non lo sapevo. Io le ho fatto assaggiare il primo seme della conoscenza. Lei, signora Sabrina. Anche lei, signora Virginia. Non volete proprio conoscere l'infinita bontà dello